L'emozione è tanta perché sembra di essere tornati un po' alla normalità. È bellissimo quest'anno proprio perché l'affluenza è leggermente un po' più bassa, però si riesce a lavorare molto bene, i clienti sono tutti interessati e vogliono sapere di più sulle novità e su cosa il nostro mondo può darci. Tra le varie novità, tra il Valdobbiadene, le nuove annate, le differenze tra i territori, possiamo anche accontentarli dicendo 2 o 3 parole in più di magari le annate come il 2019 o la 18 che Vinitaly era molto pieno di persone, quindi c'è un po' più tempo per lavorare. Ma finalmente diciamo che veramente dopo 2 anni ritorniamo in presenza a Verona al Vinitaly, che per noi comunque è veramente un enorme orgoglio e anche un piacere finalmente riabbracciare tutti i nostri clienti, tutti i nostri partner e tutti anche i nostri importatori nel mondo. Devo dire che l'affluenza è un'affluenza molto di qualità, perché c'è stata sicuramente una domenica meno frequente rispetto al solito, da quello che siamo abituati, però tutta una frequenza veramente altissima di qualità. Importatori d'Europa, anche qualcuno oltreoceano, quindi direi che il bilancio veramente generale dopo 2 anni di fermo è sicuramente positivo. Ma guarda, siamo contenti, stiamo avendo delle buone visite, abbiamo trovato tutti i nostri importatori, i nostri clienti. Sì, c'è meno confusione degli anni precedenti, però è anche un bene secondo me. Sì, abbiamo avuto parecchi importatori stranieri dell'Est Europa, tanti, di italiani invece pensavo qualcosa di più però stranieri, sì. Ma come terzo giorno non ci lamentiamo, sono stati 2 giorni interessanti, la domenica che il lunedì. Dopo 2 anni una manifestazione che aveva l'obbligo di esserci, per il nostro mondo, per il nostro settore che comunque ha sofferto in maniera particolare durante questo lockdown, durante questa pandemia, e quindi tutto sommato ne traiamo un esito totalmente positivo. Ma sta andando molto bene, forse meno gente, soprattutto la domenica, però gente interessata. Sì, non sapevamo come aspettarci dopo 3 anni praticamente di fermo, però siamo soddisfatti. Dopo 2 anni di stop è chiaro che avevamo tutta una energia e anche voglia di comunicare e di ritornare ai nostri più importanti rapporti sia con le reti nazionali ma anche con e soprattutto le reti internazionali che sono arrivati fin qui, e parliamo anche di situazioni difficili come quella degli importatori ucraini che noi sosteniamo ma che oggi sono passati nel nostro stand e hanno parlato di futuro, quindi questo ci conforta molto. Siamo felici di poter riprendere con nuova energia e con anche fiducia nel futuro e in quest'anno così difficile, quindi il Vinitaly sicuramente ci ha dato una forza maggiore. Allora, sicuramente dopo 2 anni di pandemia il Vinitaly è una manifestazione viva, soprattutto in questi 2 giorni, tra lunedì e martedì sono state 2 giornate veramente intense, abbiamo lavorato bene, abbiamo ritrovato tanti clienti che non avevamo visto da un paio di anni a causa della pandemia, e sicuramente ci approcciamo, nonostante la situazione corrente, abbiamo un approccio positivo, sicuramente c'è una voglia di ripresa nel mercato, nel settore vinicolo, quindi sicuramente la positività si respira. Sta andando meglio del previsto, o meglio di quello che credevano le persone in generale. Noi ci abbiamo sempre creduto e quindi questo è il 35esimo anno che continuiamo a fare questa fiera. E molta affluenza, e si credeva che con il Covid o per causa Covid o per il fatto che 2 anni non c'è stato ci potesse essere poco interessamento, ma invece l'affluenza è stata molto, contatti molto interessanti, l'estero per quanto si poteva credere è stato molto presente e quindi ne siamo molto felici. Innanzitutto dopo 2 anni è stato estremamente emozionante, perché ci eravamo anche forse un pochino adagiati, e poi ritornare qui al sabato con tutto il fermento che c'era nell'allestimento degli stand, è ritornata una gran voglia di vivere, di ritornare a lavorare e di fare, e vedo comunque anche molto entusiasmo nel pubblico e dei visitatori che ci stanno dando grandi soddisfazioni. Molto importante per quest'anno è stata l'assenza del privato, che ci ha dato modo di dedicare molto più spazio e molta più attenzione ai professionali, che sono quelli che poi
fanno lavorare le aziende? Guardi, siamo molto contenti perché è una manifestazione del Vinitaly, appunto dopo 2 anni di stop ci aspettavamo un bel riscontro del mercato, siamo molto contenti, molti operatori sia italiani e specialmente stranieri, professionisti, tra l'altro quest'anno il Vinitaly è stato organizzato molto bene, quindi c'è una bella organizzazione, una bella ricezione di vari operatori e quindi siamo contenti, operatori europei, operatori americani, tanti operatori italiani, quindi un ottimo Vinitaly con un segno di ottimismo e nella speranza della ripartenza forte. Le aspettative comunque c'erano e devono essere state soddisfatte in termini di presenze, non sono tante quante forse 2019 anti-pandemia, ma senz'altro c'è l'entusiasmo di voler ripartire e c'è forse un pubblico più mirato, più interessato, sono tantissimi operatori del settore e quindi chi si avvicina allo stand sono nel 90% dei casi persone del settore e pertanto vengono mirati, hanno un'idea chiara del prodotto che stanno cercando, dell'azienda che stanno cercando e pertanto sotto questo aspetto è una bella soddisfazione. Siamo felici di essere tornati in presenza e specie nel settore vino è importante trovarsi faccia a faccia e guardarsi negli occhi con calice di prosecco, calice di vino, prosecco nel nostro caso, è tutto un altro lavorare, senz'altro molto più stimolante. Siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo incontrato i nostri clienti i quali ci hanno trasmesso a loro volta un ottimismo. C'è una positività legata proprio al guardare al futuro, a una internazionalizzazione perché abbiamo incontrato i clienti sia degli Stati Uniti, dei vari paesi stranieri dove i vini La Farra sono presenti. C'è una volontà di lavorare insieme con questi clienti verso la qualità, verso la valorizzazione del nostro territorio e prendiamo atto che il consumatore è particolarmente attento all'identità del Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore e c'è molta voglia anche di ritornare e di venire nel nostro territorio per capire le fatiche e la qualità che si fanno per produrre un calice di Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore di OCG. Sta andando molto bene, grande opportunità per ritornare in contatto diretto con i nostri clienti sia dell'Horeca che della grande distribuzione, con anche degli interventi da parte di operatori esteri. Per noi è assolutamente importante perché rappresentiamo un prosecco, è il brand di prosecco più diffuso nel mondo e abbiamo una quota di circa 70% nel mondo, 30% in Italia, che resta sempre un mercato di grande valore e posizionamento e un riferimento per tutte le consorelle e i distributori che diffondono il nostro brand nel mondo. Allora, sono stati 2 bei giorni fino adesso, domenica c'è stata una bella affluenza di gente, anche internazionale, lunedì abbiamo avuto un bel pubblico, quasi meglio di domenica, anche se c'è stata questa diversificazione, quest'anno a parte i Vinitaly che chiedeva domenica aperto a tutti, lunedì a persone del settore. Non possiamo lamentarci, la gente ha voglia di uscire, ha voglia di riprendere, stiamo riprendendo. Si lavora e si fa quel che si può nel pieno rispetto delle normative vigenti, ecco, che impone avere una fiera. Siamo contenti perché vediamo che c'è entusiasmo, c'è una buona ripresa. Ovviamente alcuni mercati, alcuni distributori stranieri non sono potuti venire, quindi manca tutta la parte dell'Asia, manca ovviamente l'Est Europa, però per il resto sono tutti presenti. La sensazione di ripresa in generale è molto valida, diciamo. Abbiamo visto un'affluenza buona nei giorni trascorsi e tutte persone relative al settore, quindi voglia di persone che hanno voglia di riscoprire, di risentire, di rientrare nel mondo del vino e trovare appunto gli approcci con le vecchie aziende, con i vecchi proprietari, con le persone diciamo che sono sempre state nell'ambiente del vino. La qualità dei visitatori è stata molto elevata, anche per la nostra azienda ci sono state diciamo, diverse presenze anche estere assai interessanti e diciamo, propositive nei confronti soprattutto del Prosecco che coinvolge totalmente la nostra zona. Quindi siamo felici di questa presenza, di questa continuità, di questo risveglio e i mercati si dimostrano sempre più interessanti, mercati sia
globali a livello nazionale, globali e nazionali in genere, diciamo. Noi siamo veramente contenti e c'è stata una ripresa interessante sotto qualsiasi tipo di punto di vista, con persone, ripeto, serie, e quindi siamo felici e speriamo che continui così anche nel prossimo giorno della manifestazione. Quindi devo dire che siamo soddisfatti. Pensavo personalmente che ci fosse stato un tenore un po' più basso di presenze, di entusiasmo, ma ho visto che c'è gente che ha voglia di rivivere, di rilanciare e tornare alla normalità, e questo è veramente positivo. Di positivo vorrei aggiungere anche che siamo molto soddisfatti che al concorso di vini qui che viene fatto ogni anno presso il Vinitaly qui di Verona abbiamo avuto questo importante riconoscimento per il nostro Prosecco di OCG Brut, e questi riconoscimenti ci danno forza a capire anche che i nostri prodotti insomma sono validi, che stiamo lavorando bene. Beh, finalmente è un'emozione forte per noi tornare a Vinitaly, anche perché c'è una buona presenza specialmente delle persone, e abbiamo avuto degli ottimi riscontri sia dai clienti abituali che ci conoscono già, che da nuovi clienti che ci stanno conoscendo in questo momento, che passano appunto per i corridoi del Vinitaly e conoscono Cantine Vedova e la realtà che c'è a Valdobbiadene. Io non la vedo una ripartenza, la vedo veramente una partenza verso, speriamo, un futuro migliore, speriamo quanto prima di riuscire a uscire dal Covid, speriamo che la guerra finisca presto e poter brindare a un futuro migliore per noi, per le prossime generazioni. Sicuramente il Veneto è da esempio, lo è stato nella cultura del vino, nel turismo, l'agricoltura veneta e l'agricoltura italiana primi nel mondo. Io credo che ci aspettino sicuramente solo futuro migliore.